Abbiamo sentito le parole dell'assessore allo sport del comune di Vico Pisano, Andrea Taccola, pronti per il via alla categoria G6. Siamo passati al pomeriggio, abbiamo visto Francesco Chicchi con in mano la bandierina, pronta per dare il via insieme a Michele Bartoli per questa giornata di ciclocross in cui si assegnano anche i titoli regionali. Abbiamo visto chiudere al mattino la mattinata con le categorie dei giovanissimi, con intanto il via per la categoria G6 dato da Francesco Chicchi, la vittoria per la società è stato il team Valdignevole, secondo la Costa Etrusca, poi la Foligno Cycling Team per il terzo posto a pari punti con il gruppo sportivo comunque Buttese, poi c'è stato l'Onoviti per tutti, l'Appenninico sempre in quinta posizione, sesta posizione, via via gli altri. Intanto preso il via anche la compagine femminile per quello che riguarda la categoria G6 che apre proprio il pomeriggio e abbiamo visto prendere subito la testa a Ilari Ceccarelli della Olimpia Valdarnese, mentre qui siamo nel dettaglio in un momento della gara con Filippo Battistelli del Velo Club Racing Assisi Bastia, il corridore umbro che ha preso la testa della corsa, è inseguito in questo momento da Niccolò Mauro della formazione della Elba Bike e Mattia Meninconi. Ricordiamo che questi ragazzi da gennaio saranno esordienti. Quello che state vedendo invece è Tommaso Pegoraro della formazione del pedale Sarzanese, anche per lui il prossimo anno. Società, abbiamo ricordato, multidisciplina, nata con la mountain bike, ma che piano piano, come raccontato nella recente festa di fine stagione dai propri dirigenti, dai propri direttori sportivi, la scelta di lasciare libero anche ai ragazzi l'interesse di chi vuole fare strada o altro, inserendo anche nell'organico un tecnico per la strada. Intanto Meniconi va a sopravanzare Mauro della Elba Bike, mentre continua l'azione solitaria del portacolori della Velo Club Racing Assisi, ovvero Battistelli. Qui sta passando ora Pegoraro, abbiamo ricordato prima del pedale sarzanese, eccolo al salto anche per il corridore ligure che arrivano ora un duo con la Maia e Ilari Ceccarelli che sta facendo un corsone veramente, l'atleta della formazione dell'Olimpia Valdarnese, seguita dietro dall'atleta del pedale senese Niccolò Grella, che però viene lasciato subito sul posto dalla Ceccarelli, che sta veramente andando forte. Abbiamo visto come ha affrontato in maniera perfetta quel salto. Stanno passando adesso della formazione a Costa Etrusca Elia Guerrieri, sta passando anche il team Fabiana Luperini, San Miniato Santa Croce, Piercarlo Tognetti. Questi sono i due atleti che stanno transitando. Eccola qui al passaggio, altra atleta umbra della Foligno Cycling Team, seconda posizione per lei in questo momento Alessandra Luna, mentre eccola la prima portacolori della Donolatico, sono due, si tratta di Livia Gismant che sta passando in questo momento, seguita dalla compagna di squadra dietro alle spalle, si tratta di Emma Lepore, tutte e due della formazione della Donoratico, formazione che tra l'altro quest'anno ha avuto un bel po' di successi sia per i giovanissimi sia per quello che riguarda la categoria esordienti. Abbiamo visto il momento, questo dettaglio e siamo di nuovo tornati con la battistrada. E dietro occhio al corridore dell'Albergo Oliveto, ovvero Mattia Meninconi, che sta inseguendo diversi successi per lui nella categoria G6 su strada quest'anno, tra l'altro anche il meeting regionale che si è tenuto, a Viareggio, riuscito veramente a fare qualcosa di incredibile, mentre invece sta passando ora Mauro, terza posizione per il corridore della Elba Bike. Ecco, si conferma, stanno confermando le proprie posizioni, si conferma anche il quarto posto di Tommaso Pegoraro in questo momento, che mantiene sempre il quarto posizione, mentre eccola al salto, occhio veramente bravissima, seguita dal tecnico Michelangelo Dorangricchia, Ilare Ceccarelli, anche lei passerà nella categoria esordienti da gennaio, e dobbiamo dire è stata bravissima nell'affrontare quel tracciato, bravissima anche a dimostrazione di chi è nato, chi possiamo dire veramente ha delle attitudini a questa disciplina. Abbiamo visto anche Niccolò Grella del pedale senese,
Eccolo qui che passa davanti alla nostra telecamera e vedremo poi chi si prenderà. Altro in questo momento, qui un po' di acqua. Sembrava potersi avvicinare, in effetti non è distantissimo il corridore della Polisportiva Albergo Oliveto, ovvero Meniconi, ma continua imperterrito la sua azione Battistelli, che è sempre al comando, mentre alle spalle lo vediamo Mauro ha perso un po' più di terreno rispetto al corridore della formazione, ai due corridori che lo sopravanzano. Eccolo che passa questo tratto di percorso molto più fangoso, caratteristica dei percorsi del fuoristrada del ciclocross. Ricordiamo anche che sono accompagnati dalla voce della nostra Elena Forzoni, che è sul palco e sta accompagnando questa gara. Si sta sempre avvicinando sempre di più Ilari Ceccarelli a Pegoraro, anche per lei ovviamente sarebbe un piazzamento totale, possiamo dire, rispetto a quella che sta facendo, perché è una corsa che l'ha presa di testa, partita tutta e sta andando a tutta, potrebbe e dovrebbe cogliere il successo, perché è molto più distante l'atleta della Foligno, che è per ora in seconda posizione. Tanto seguiamo il salto per lei del in questo piccolo ostacolo messo in questo percorso. Abbiamo ricordato prima i ringraziamenti ovviamente anche alla famiglia Conforti, che è proprietaria di gran parte dei terreni su cui si sta svolgendo la gara. Poi ovviamente ringraziamenti alla SD Network e alla System Data del presidente Stefano Silla. E mentre c'è il suono della campana è già transitato in questo momento il corridore al comando, ovvero Battistelli, e quindi li vedremo solo al traguardo. Passa ora Ilari Ceccarelli, dominatrice di questa gara, possiamo dire. Pubblico che siamo contenti di vederlo, c'è assolutamente. Passa ora Grella. Quando siamo vicinissimi alla conclusione di questa gara passano anche gli due atleti, ovvero Tognetti, e passa l'atleta della Foligno, ovvero Alessandra Luna, che è in seconda posizione momentaneamente, e passano anche le due compagne di squadra della Donoratico, Emma Lepore e Livia Gismant, che passano in questo momento appaiate sotto il traguardo. Ultimo tratto di gara veramente per Pietro Battistelli, per Filippo Battistelli, scusate, sono confuso con il corridore che il prossimo anno vestirà la maglia del team Franco Ballerini diretto da Luca Scinto, il corridore che ha trionfato a Ponta Egola, tra le altre, tra uno dei tanti successi. Il primo possiamo dire proprio lì a Ponta Egola il giorno di Pasqua. Mentre stiamo vedendo le immagini, ecco, questa è Pegoraro, abbiamo visto prima Meniconi, poi abbiamo visto Mauro, questa invece è la Ceccarelli che ci passa davanti alla nostra telecamera. È andata veramente forte l'atleta della Olimpia Valdarnese, ed eccolo qui, si va a prendere tutti gli applausi meritatissimi. È lui il vincitore, Filippo Battistelli del Velo Club Racing Assisi Bastia. Se la va a prendere questa vittoria, bravissimo anche un generoso Mattia Meniconi. Ci ha sperato fino all'ultimo, non è riuscito a fare uno dei suoi numeri come sempre, di solito parte da tutta e arriva a tutta, però il ciclocross è un'altra cosa. Arriva ora un bravissimo Niccolò Mauro, anche un po' sfortunato Niccolò Mauro dell'Elba Bike, mentre sta arrivando in quarta posizione Tommaso Pegoraro del pedale sarzanese, mentre in fondo ha già iniziato il rettilineo finale anche la dominatrice della gara femminile Ilari Ceccarelli dell'Olimpia Valdarnese. Va a prendersi questo successo e con queste immagini intanto arriva anche Grella che si prende gli applausi anche lui del pubblico. Li lasciamo alle interviste di Rito. Filippo Battistelli del Velo Club Racing Assisi, una prova incredibile, siete partiti velocissimi, sei riuscito a fare il tuo ritmo e a rimanere quasi subito da solo. Sì, oggi mi sentivo molto bene e ho provato subito la fuga e mi è riuscita perché stavo molto bene di gambe e anche mentalmente ero molto carico. Un percorso che quindi ti è piaciuto particolarmente, no? Abbastanza, anche le categorie precedenti hanno detto molto impegnativo per quello che riguarda sul guidato, però non ti sei fatto spaventare. No, perché è adatto alle mie caratteristiche, diciamo, a me personalmente è piaciuto molto. Una dedica speciale per questa vittoria? Al mio allenatore, ai miei nonni e alla mia famiglia.
Ilari Ceccarelli del gruppo sportivo Olimpia Val d'Arnese, sei riuscita veramente a mantenere il tuo ritmo durante la gara e a portare a casa sia la vittoria di categoria sia il titolo? Sì, è stata una bella gara perché sono riuscita a tenere il passo fin dall'inizio e portandomi a casa la vittoria. Una dedica speciale per questa vittoria, per questa doppia possiamo dire vittoria? La dedico alla mia famiglia, alla mia squadra e a tutte le persone che mi hanno fatto compagnia quest'oggi.